Gesù Cristo tuo Figlio, Signore, oh Padre, veniamo a te, Signore, con tutto il nostro cuore, oh Padre, e vogliamo lodarti, adorarti, ringraziarti, oh Padre, per quello che tu sei, per quello che tu fai ancora nelle nostre vite, Signore. E ancora in questo momento, Signore, applicamo il sangue di Gesù sulle nostre vite affinché siamo imbiancati e purificati mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà sia legato nel nome di Gesù Cristo. E proclamiamo e dichiariamo, Signore, libertà, guarigione, oh Padre, ovunque il tuo nome è invocato, ovunque la tua parola è predicata, Signore. E a te ancora in questo momento diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Innalziamo il Re di gloria. Amen. Alleluia. Celeste lassù, tutto lodi Dio, lodino gli astri lucenti nel cielo, lodi nel mare, la terra qua giù, tutto lodi, tutto lodi Dio. Dillo. Forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo, Re del cielo, in battaglia, in prodigi, grande in Sion, Re della terra, il Re. Lodino gli angeli, lodi nel cielo, ogni creatura celeste lassù, dillo, tutto lodi, tutto lodi Dio, lodino gli astri lucenti nel cielo, lodi nel mare, la terra qua giù, tutto lodi, tutto lodi Dio. grande in forza, dillo, Grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo, in battaglia, in prodigi, grande in Sion, dillo, Re della terra, il Re della terra, il Re. tutti insieme, Re della terra, il Re. alleluia, sì Signore, tu sei il Re di tutto il creato, Signore, e in questa sera i nostri cuori, oh Padre, gioiscono alla tua presenza, Signore. Ancora in questo momento ti prego, Signore, che possa tu stendere la tua mano potente sul tuo popolo affinché possa, oh Padre, essere libero da poterti servire e onorare, Signore. E come è scritto nella tua parola, mandate grida di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra. Servite l'Eterno con letizia, venite davanti a Lui con canti di gioia, riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti, e non noi da noi stessi. Noi siamo il suo popolo e il gregge del suo pascolo. Entrate nelle sue porte con ringraziamenti e nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome, perché l'Eterno è buono e la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà per ogni
generazioni. Amen, alleluia. Sì, Signore, noi vogliamo ringraziarti, vogliamo benedirti, perché la tua benignità dura in eterno, Signore. Alleluia. Innalziamo il Re di gloria. Amen. Ringraziamo il Signore per la sua benignità. Alleluia. Sono qui ai tuoi piedi, penso a quello che hai fatto in me. Sono qui, voglio che tu sussurri al mio cuore che santo, giusto, fedele sempre tu sei. Guarisci e salvi il mio amico, tu sei. Io adoro te per chi tu sei. Io adoro te per chi tu sei. Io adoro te per chi tu sei. Gesù. Sono qui, Signore. Sono qui ai tuoi piedi. Penso a quello che hai fatto in me. Sono qui. Voglio che tu sussurri al mio cuore che santo, giusto, fedele sempre tu sei. Guarisci e salvi il mio amico, tu sei. Io adoro te per chi tu sei. Io adoro te per chi tu sei. Dillo. Io adoro te per chi tu sei. Gesù. Io adoro te per chi tu sei. Io adoro te per chi tu sei. Io adoro te per chi tu sei. Gesù. Sicuro so, dichiaralo, del tuo amor che dura per sempre. Sicuro so, del tuo amor che dura per sempre. Dillo. Io adoro te per chi tu sei. Io adoro te per chi tu sei. Io adoro te per chi tu sei. Gesù. Io adoro te per chi tu sei. Io adoro te per chi tu sei. Io adoro te per chi tu sei. Gesù. Alleluia. Sì, Signore, a te tutta la lode e la gloria. Noi ti adoriamo perché il tuo nome è eccelso, il tuo nome è al di sopra di ogni altro nome. E noi siamo grati, Signore, per l'opportunità che tu ci doni ancora in questa sera di poter innalzare il tuo santo e meraviglioso nome. Ma ancora in questo momento, Signore, noi vogliamo spandere i nostri cuori davanti alla tua presenza. Vogliamo adorarti, Signore, con tutto il nostro essere, spirito, anima e corpo. Perché come è scritto nella tua parola, oh Padre, tu cerchi veri adoratori che ti sappiano adorare in spirito e verità. Ti ringraziamo, Signore, e ti adoriamo. Sì, Signore, vogliamo adorarti, oh Padre. Scenda alla tua presenza, Signore. Riempi questo luogo con la tua nuvola di gloria, Signore.
Ti ringraziamo, papà. Alleluia. Cosa che di più prezioso è un più dell'olio mio Gesù e i desideri miei, la gioia trovo in te, spando il mio cuore davanti al Re che il suo sangue versò per me. Eccomi, Signore, io mi offro a te. Prendimi, dai il tuo cuore a Gesù. ti do Ogni parte. ogni parte del mio cuore, Gesù, Gesù, Ogni parte. ogni parte del mio cuore, Gesù, Gesù. Offri la tua offri tutto il tuo cuore al Signore. Offri la tua adorazione a Dio questa sera. Adoralo con tutto il tuo cuore. Adoralo. Adoralo. La vita è quella che di più prezioso, la metto ai piedi tuoi. Tu meriti di più. C'è poca Forza in me, tu sai i giorni miei, ma li vivrò per te, Gesù, che ti desti per me. Dillo. Spando il mio cuore davanti al Re che il suo sangue versò per me. Eccomi, Signore, io mi offro a te. Prendimi. Prendimi, ti do Dillo ogni parte. ogni parte del mio cuore, Gesù, Gesù, ogni parte del mio cuore, Gesù, ogni parte del mio cuore. Dichiara, santo sei, Signore. Santo, santo, tu sei santo, santo è il Signore. Alza le tue mani e dichiara santo. Santo, santo, tu sei santo, santo
santo, santo è il Signore. Dichiaralo. Santo, santo, tu sei santo, santo è il Signore. Eccomi Gesù. Eccomi, Signore, io mi offro a te. Prendimi, ti do ogni parte del mio cuore, Gesù, Gesù, ogni parte del mio cuore, Gesù, Gesù, ogni parte del mio cuore. Alleluia. Sì, Signore. Ogni parte, Signore, della nostra vita noi vogliamo dare a te, Signore. Il nostro cuore, Signore, ancora in questa sera, è rivolto verso di te, Signore. Tu sei il nostro Dio, il nostro Signore, il nostro Redentore, sì. E ti preghiamo che tu possa stendere la tua mano potente ancora in questa sera e intervenire nei bisogni del tuo popolo. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco, di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio. Sì, Signore, noi vogliamo stare nella tua casa, nel luogo santissimo, Signore, dove alberga la tua presenza. Vogliamo contemplare la tua grazia, vogliamo contemplare il tuo amore, Signore, e vogliamo ringraziarti. E l'unico modo, Signore, per ringraziarti è quello di adorarti. E noi vogliamo adorarti con tutto il nostro cuore. Non vogliamo risparmiare nulla, Signore, ma vogliamo dare a te tutto il nostro cuore, oh Padre. Ti adoriamo, Signore. Adora il Signore, alleluia. Non perdere questo tempo meraviglioso, adoralo, perché la sua presenza è in questo luogo, alleluia. Ti amo Dio, La tua grazia mi sostiene, i giorni miei sono nelle tue mani. Dal momento in cui mi sveglio finché riposerò, io canterò della tua bontà. tu da sempre, Tu da sempre sei fedele, tu da sempre Gesù, tu da sempre sei così buono, fino a quando avrò respiro, io canterò della tua bontà. dillo, amo la tua voce, Mi hai guidato in mezzo al fuoco, dillo, nel buio tu sei rimasto al mio fianco. Ti conosco come Padre,
Signore. Tu da sempre sei fedele, tu da sempre sei così buono, fino a quando avrò respiro, io canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e corre verso me. La tua bontà mi segue e corre verso me. Voglio arrendere la mia vita a te, ti dono ciò che ho. La tua bontà mi segue e corre verso me. La tua bontà. La tua bontà mi segue e corre verso me. Dichiaralo. La tua bontà mi segue e corre verso me. Voglio arrendere la mia vita a te, ti dono ciò che ho. La tua bontà mi segue e corre verso me. Tu da sempre sei fedele, Tu da sempre, Gesù. tu da sempre sei così buono, fino a quando avrò respiro. Dillo, Io canterò della tua bontà. Io canterò della tua bontà. Dillo, Io canterò della tua bontà. Io canterò della tua bontà. Sì, Signore. Vogliamo cantare della tua bontà, della tua fedeltà, del tuo amore, Signore. Perché tu sei degno, Signore, tu sei l'eccelso, innalzato al di sopra di tutto e di tutti, Signore. E il nostro cuore gioisce ancora in questo momento. Chi ho in cielo fuori di te e sulla terra io non desidero altri che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. Poiché ecco quelli che si allontanano da te periranno, tu distruggi tutti quelli che fornicando si allontanano da te. Ma quando a me il mio bene è di accostarmi a Dio, io ho fatto del Signore, dell'Eterno, il mio rifugio, per raccontare tutte le opere tue. Sì, Signore. Vogliamo raccontare le tue opere, le tue grandezze, Signore. Vogliamo raccontare tutto ciò che tu hai fatto nelle nostre vite, Signore. Vogliamo proclamare, Signore, l'Evangelo, Signore. Vogliamo proclamare che c'è ancora una speranza viva. E quella speranza si chiama Gesù Cristo, il Signore della gloria. E a te ancora in questo momento, Signore, ci vogliamo accostare, sapendo per certo e sicuro, Padre, che il tuo braccio è disteso per intervenire nei bisogni del tuo popolo. Vogliamo mettere davanti al tuo trono queste richieste di preghiera. Vogliamo pregarti per Enza, per la sua casa, per la piccola Azzurra, per la mamma e il papà. Signore, stendi la tua mano in questa casa, in questa famiglia, che tutto ciò che sta attaccando questa casa sia debellata nel nome di Gesù Cristo. Proclamiamo e dichiariamo, Signore, la tua benedizione in questo luogo nel nome di Gesù. E ancora vogliamo pregarti per Gabriele, Laura, Naomi, Katia. Signore, ti preghiamo, stendi la tua mano potente affinché ci sia guarigione, papà, nel nome di Gesù, e che questa guarigione, Signore, risulti a lode e gloria del tuo meraviglioso nome. Ancora vogliamo pregarti per il pastore, per Margherita. Signore, stendi la tua mano, che la tua unzione, Signore, oh Padre, sia riversata su questi cari affinché possano guidare questo piccolo gregge che tu gli hai affidato, Signore.
Ancora a Raffaele, che Dio lo protegga. Ancora a Francesco per guarigione nel corpo. Ancora a Golo per guarigione da ictus. Ancora vogliamo mettere davanti al tuo trono Camillo, Michele, Lello, Andrea, Signore, Raffaele, Patrizia e quanti ancora, Signore, stanno in quel letto di infermità, Signore. Ti prego, Signore, stendi la tua mano. Signore, siamo qui riuniti con una sola mente, un solo cuore, un solo spirito, papà. E ti preghiamo con tutto il cuore, stendi la tua mano sugli ammalati del tuo popolo, Signore, che ci sia guarigione, papà, nel nome di Gesù Cristo. Vogliamo ringraziarti in questo momento per la tua presenza e ti prego, Signore, che la tua parola possa raggiungere i nostri cuori questa sera. Usa le labbra del tuo servo, Signore, riempi il suo cuore della tua presenza e parla alle nostre vite, perché abbiamo bisogno del tuo consiglio ancora in questa sera. Mettiamo, Padre, il prosieguo di questa riunione nel palmo della tua mano santa. E a te ancora in questo momento diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. A te la gloria, Signore. A te l'onore, Gesù. Alleluia. Se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Amen. Se non c'è nessuno, vogliamo prepararci per l'offerta. Amen. Vogliamo prendere anche l'offerta. Vogliamo pregare per l'offerta. Alleluia. Signore Dio, ancora in questo momento vogliamo dare a te questa offerta, Padre, che diamo con tutto il nostro cuore, Signore, perché sappiamo che c'è più piacere nel dare che nel ricevere. E ti preghiamo, Padre, che tu possa benedire il tuo popolo, la tua eredità ancora in questo momento. Ti preghiamo, Signore, prenditi cura, oh Padre, di chi è nel bisogno. E a te diamo tutta la lode e la gloria. In Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Per un momento alla tua presenza, per un istante del tuo amore, una scintilla della tua gloria, per un minuto e niente più. Tutto darei, non è importante ciò che dovrei passare, quanto dovrei aspettare. Ho fame di te, della tua presenza, della tua fragranza, del tuo potere. Ho fame che dole, che ne volisce, che si dispera per te, Gesù. Alleluia. Sì, Signore, abbiamo fame di te, Signore. Abbiamo fame della tua parola ancora in questa sera. E ti preghiamo, Signore, che il tuo spirito sia sul tuo servo. Amen. Vogliamo ascoltare ciò che Dio ha messo nel cuore del suo servo. Dio parlerà alle nostre vite. Alleluia. Alleluia, pace a tutti, e pace anche a quanti sono collegati da noi da casa. Grazie al Signore per questo tempo che ci dona di essere qui, di poter attingere, ricevere, perché sicuramente, fratelli e sorelle, noi questo mondo in qualche modo ci svuota, no? Ci toglie energie. Però grazie a Dio che quando siamo nella sua casa il Signore ci ricarica attraverso la guida, l'unzione della sua parola, i cantici, la fratellanza. E quando siamo qui alla presenza di Dio veramente ci carichiamo per continuare a combattere il buon combattimento della fede, perché ogni qualvolta noi varchiamo quella porta per uscire fuori ci sono sempre difficoltà e problemi, ma grazie a Dio che Egli è colui che ci dà sempre una buona parola, ci consiglia sempre
come poter diciamo affrontare ogni difficoltà. E in questa sera Dio ha messo, riflettevo per una questione personale mia, e il Signore poi mi faceva riflettere su una cosa che poi condividerò con tutti voi. E ve l'annuncio, ve la dico in modo molto sintetico. A volte dico, perché ci sono tante divisioni, a volte tante, come posso dire, tante chiacchiere, forse anche in famiglia, forse tra fratelli o altro. A volte io mi sono sempre chiesto se si arriva ad avere delle diatribe, delle discussioni con amici di lavoro, in famiglia, con altri. Io dico sempre, ma io vorrei riuscire a capire perché a volte nascono discussioni o diatribe, vorrei capire il pensiero altrui, cioè io vorrei cercare di capire, in questa sera il Signore ci aiuterà su questo, di capire perché nasce tutto questo. Dico, ma fa che la persona che è di fronte a me ha ragione e forse io ho torto, ma perché non ci riusciamo a trovare una via di mezzo, a trovare un'intimità, una comunione? Perché ci sono tante, anche nel mondo, nelle famiglie, nelle case, ci sono tante diatribe, tante discussioni. E dico, perché vorrei riuscire a capire il pensiero dell'altro e se quel pensiero che è contrapposto al mio forse è giusto. Mi sono sempre chiesto questo, ma grazie a Dio che il Signore ci dà sempre lucidità attraverso la sua meravigliosa parola. Quindi prendiamo in Giosuè capitolo 9, leggeremo i primi 16 versetti, cerchiamo di comprendere attraverso la parola di Dio ciò che il Signore vuole consigliarci in questa sera, proprio inerente a questo aspetto. Giosuè capitolo 9, leggeremo i primi 16 versetti. Se abbiamo preso possiamo anche pregare insieme. Alleluia, Signore. A te tutta la gloria, caro Padre. Noi in questa sera, Signore Dio, ti siamo grati, Signore, per tutto quello che ci hai donato fino a questo tempo, e ti siamo grati, Papà, anche per questa meravigliosa parola che tu in questa sera, Signore, vuoi condividere con tutti noi. Io ti ringrazio per l'opportunità, per la grazia, Signore. Ti ringrazio, Signore, per come mi ha chiamato, Signore, a meditare questa parola insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle, Signore. Noi vogliamo attingere in questa sera da questa parola, vogliamo comprendere, ma soprattutto vogliamo mettere in pratica. E come sempre, Signore, ti chiedo la guida e l'unzione del tuo Spirito affinché ogni mia parola sia secondo la tua volontà. Voglio ringraziarti di vero cuore nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Fin qui questa preghiera, poi alla fine continueremo a pregare, ma ora leggiamo la parola di Dio in Giosuè capitolo 9. Dice così questa parola: la gloria va tutta al Signore. Ora appena seppero che tutte queste cose, tutti i re che avevano di qua dal Giordano, nella regione montuosa, nella pianura e lungo tutta la costa del Mar Grande verso il Libano, l'Itteo, l'Amoreo, il Cananeo, il Perezeo, l'Iveo, il Gebuseo, si radunarono insieme di comune accordo per far guerra a Giosuè e a Israele. Quando però gli abitanti di Gabaon vennero a sapere che ciò che Giosuè aveva fatto a Gerico e ad Ai, giocarono d'astuzia e si misero in viaggio spacciandosi per ambasciatori. Essi caricarono sui loro asini sacchi consumati e vecchi otri di vino strappati e rappezzati. E si misero ai piedi sandali vecchi e strappati e addosso vesti logore, e tutto il pane delle loro provviste era duro e sbriciolato. Andarono così da Giosuè all'accampamento di Gilgal e dissero a lui e agli uomini di Israele: noi siamo venuti da un paese lontano, or dunque fate alleanza con noi. Ma gli uomini di Israele risposero agli Ibei: forse abitate in mezzo a noi, come possiamo stringere alleanza con voi? Essi dissero a Giosuè: noi siamo tuoi servi. Giosuè disse loro: chi siete? Da dove venite? Allora essi gli risposero: i tuoi servi sono venuti da un paese molto lontano a motivo del nome dell'Eterno, il tuo Dio, perché abbiamo sentito parlare di Lui e di tutto ciò che ha fatto in Egitto, come pure di tutto ciò che ha fatto ai due re degli Amorei, di là dal Giordano, a Sion, re di Esbon, e a Og, re di Bashan, che abitava ad Astarot. Perciò i nostri anziani
E tutti gli abitanti del nostro paese ci dissero: prendete con voi delle provviste per il viaggio, andate loro incontro e dite loro: noi siamo vostri servi, fate dunque alleanza con noi. Questo è il nostro pane che prendemmo come provvista, caldo dalle nostre case, il giorno che partimmo per venire da voi, e ora eccolo duro e sbriciolato. E questi sono gli otri di vino che riempimmo nuovi, ed eccoli rotti, e questi nostri abiti e i nostri sandali che si sono logorati a motivo del viaggio molto lungo. Allora gli uomini di Israele presero alcune delle loro provviste, ma non consultarono l'Eterno. Così Giosuè fece pace con loro e stabilì con loro il patto di lasciarli in vita, e i principi dell'assemblea si obbligarono verso di loro con giuramento. Ma 3 giorni dopo che avevano stabilito il patto con loro, vennero a sapere che quelli erano loro vicini e abitavano in mezzo a loro. Fin qui la parola del Signore. È una storia molto particolare, è ambientata un po' alla conquista della terra promessa che il Signore attraverso Giosuè stava dando al popolo come promessa fatta in Egitto. E sapete, quando si va alla conquista dove il Signore ti manda, ci sono sempre difficoltà, ci sono nei posti dove il Signore ti manda, ci sono sempre dei posti già occupati, no? Possiamo dire da principati, da potestà, da autorità anche negative, e anche in questi luoghi dove il Signore aveva promesso di dare una terra fertile, dove dice la parola, dove scorreva latte e miele, certamente lì c'erano degli abitanti, però il Signore aveva promesso al popolo di Israele che quella terra era stata loro data in possesso. Però certo c'erano delle difficoltà. Abbiamo letto che il Signore era con loro, e ogni qualvolta c'era una lotta, c'era una battaglia, il Signore era coloro che si schierava dalla parte di Israele e gli dava vittoria. Difatti gli abitanti di Gabon, un po' tutte le vittorie che il popolo di Israele faceva, si erano sparse un po' tutta questa nomea che questo popolo alla cui testa c'era il Signore dava vittoria su ogni luogo, su ogni pianta che il loro piede avrebbe calcato. E quindi noi siamo arrivati a questa storia un po' particolare, dove anche a volte, anche a noi succede, fratelli cari, che noi andiamo, siamo e dovremmo essere sempre un popolo di conquistatori. Dice: ma dovremmo conquistare che cosa? Noi dovremmo conquistare qualsiasi luogo, come dice la parola, dove il Signore ci manderà per annunciare l'Evangelo, per far sì che anime possano essere portate ai piedi di Gesù, quindi essere salvate. E quindi anche noi come Chiesa del Signore siamo un popolo di conquistatori, dobbiamo essere un popolo di conquistatori, fratelli cari. Dio non ci ha chiamati a stare con le mani conserte. Io dicevo prima, noi veniamo nella casa di Dio, certo, per ricevere, perché dobbiamo ricevere, perché il combattimento che è là fuori è arduo, ci consuma, ci porta via delle energie, e quindi noi veniamo nella casa di Dio per attingere, per essere fortificati, per essere equipaggiati, per essere, attraverso la parola di Dio, essere uomini e donne adatte a conquistare, a vincere anime al Signore. E non è semplice, fratelli cari. A volte il nemico lo si vede davanti, diciamo, come egli è, ma tante volte, fratelli cari, il nemico si nasconde e usa tante strategie, fratelli cari, perché è scritto nella parola di Dio che il nemico si traveste a volte come un angelo di luce, cioè viene a noi sotto mentite spoglie, per cerca di, in qualche modo, di ingannare il popolo dell'Eterno. In questa storia, fratelli cari, noi abbiamo visto che Dio sta dando vittoria a Giosuè, ha distrutto Gerico, ha battuto le mura, ha distrutto Ai, e quindi sta continuando a camminare affinché questo popolo possa prendere possesso della terra promessa. Ma ad un certo punto, vedete, il nemico comincia a usare strategie, capisce che non riesce a vincere combattendo con le armi questo popolo dell'Eterno, perché Dio è dalla loro parte, e cominciano a studiare una strategia particolare, fratelli cari. Dice la parola di Dio che i Gabaoniti, che sono un popolo di nemici,
perché fanno parte di quelle terre, sentono che sta arrivando questo esercito forte alla cui testa c'è l'Eterno, il Signore degli eserciti, e dice: a posto di combatterle, perché abbiamo visto la fine che hanno fatto tutti, dice: noi facciamo una strategia, andiamo da loro e abbiamo letto, sono andati da loro con gli anziani, si sono consultati, tutti gli abitanti, quindi hanno fatto un bel complotto, fratelli cari, e al posto di affrontare il popolo di Israele di fronte, li ha affrontati, diciamo, con una strategia, uno stratagemma. E tante volte, fratelli cari, nella nostra vita il nemico fa proprio così, ci fa cadere in delle trappole particolari, quasi facendoci stringere dei patti, come poi è accaduto in questo popolo. È andato lì, ha cominciato a presentarsi davanti a Giosuè, che era il condottiero di quel tempo, di quel popolo, e ha cominciato a far vedere tutto ciò che avevano. Avevano, dice la parola di Dio, vesti consumate, sandali consumati, pane raffermo, otri vecchi e strappati, per far comprendere a Giosuè e a tutti gli anziani di Israele che loro venivano da una terra molto lontana, che non erano loro nemici, ma avevano sentito parlare dell'Eterno e quindi erano andati loro incontro, dice la parola di Dio. E durante tutto questo cammino hanno fatto intendere che i loro vestiti si erano consumati, i sandali si erano consumati, si era consumato un po' tutto. Gli otri di vino che avevano preso, diciamo, nelle loro città, il pane fresco che avevano preso dai loro forni, era tutto raffermo, era tutto strappato. E vedete un po', fratelli cari, dice la parola di Dio che, ed è molto chiara la parola di Dio, non consultarono l'Eterno. Noi tante volte, fratelli cari, prendiamo decisioni non consultando l'Eterno, quando il Signore a noi insegna sempre di consultare il Signore in qualsiasi decisione noi dobbiamo prendere. Sapete perché? Perché accade qualcosa di particolare, ci fidiamo troppo di noi stessi, dei sensi, cioè in questo caso di quello che io vedo, di quello che io ascolto, forse di quello che io tocco. Mi veniva in mente di questa, proprio il fatto di quello che io tocco anche, sapete ci sono i 5 sensi, anche se molti dicono che ci sono molti di più, però c'è l'udito, c'è la vista, c'è l'odorato, c'è il tatto e c'è il gusto. E mi veniva in mente di un uomo che si è fidato anche del suo tatto, e questo è Isacco, fratelli cari, vi ricordate? Lui avanti negli anni, cieco, doveva dare la benedizione al suo primogenito e lui si fida delle sue mani, tocca Giacobbe che si traveste da Esaù mettendo una pelle di pecora addosso, e anche se dall'udito lui dice: ma la tua voce mi sembra quella di mio figlio Esaù. Ma cosa fa poi dopo, fratelli cari? Tocca con le sue mani, perché Esaù era un uomo pieno di peli, e dice: però la tua carnagione, la tua peluria mi attesta che tu sei Esaù. Ma era Giacobbe, fratelli cari. Quindi anche, vedete, fidandosi delle nostre, di quello che noi vediamo, della nostra percezione, a volte noi siamo ingannati, fratelli cari. E dice la parola di Dio che Giosuè fu ingannato insieme a tutti gli altri, perché dice: vabbè, abbiamo visto un pane raffermo, un pane sbriciolato, abbiamo visto le vesti logoro, abbiamo visto tutto quello che forse il tempo ha invecchiato. E quindi si sono fidati, fratelli cari, di quello che hanno visto. Ed è un errore, fratelli cari. Io dicevo prima all'inizio, facendo una premessa, io vorrei riuscire a capire quando ci sono delle difficoltà, delle diatribe tra noi, ma con chiunque, io vorrei capire perché una persona arriva a fare una discussione con un'altra persona e non c'è un punto d'incontro. Vorrei capire il pensiero, vorrei essere in quel momento nel pensiero altrui per capire perché una persona si comporta in un certo modo. E a volte anche litigando violentemente afferma che ha ragione. E come si fa, fratelli cari? È un problema. Qui noi abbiamo visto che Giosuè e gli altri sono stati ingannati da quello che hanno visto.
Ma perché? Perché si sono fidati, fratelli cari, si sono fidati di quello che avevano visto con gli occhi e di quello che avevano ascoltato con il loro udito. Ma il nemico, fratelli cari, dice la parola di Dio, che si traveste, è un ingannatore. Il nostro nemico è un ingannatore, fratelli cari. E tante volte noi pensiamo che il nostro nemico ci viene contro non palesandosi per quello che è, ma nascondendosi e ci trae in inganno. E noi a volte andiamo quasi a braccetto con il nostro nemico, fratelli cari. Ci andiamo quasi a braccetto, forse stipulando anche dei patti, facendo anche delle cose insieme. Ma Dio in questo tempo ci chiama ad essere avveduti. Dio in questo tempo ci dice di non fidarci di quello che noi vediamo o ascoltiamo o di quello che noi tocchiamo. Ma il consiglio di Dio, fratelli cari, è quello sempre di consultare l'Eterno. Dobbiamo consultare l'Eterno. Io non mi posso fidare di quello che ascolto o vedo. Non mi posso fidare. Perché io non sono nella condizione di immedesimarmi nella persona altrui che è di fronte a me, che in quel momento può essere il nemico che si traveste da pecora, ma invece è un lupo. Allora come faccio io a districarmi in tutta questa bailam, di questo mondo che in qualche modo, fratelli cari, cerca in qualche modo di porre un intralcio sul cammino dei figli di Dio, di porre, fratelli cari, una pietra d'inciampo sul nostro cammino? Come facciamo noi a districarci in mezzo a una foresta, una Babilonia incredibile, dove come questo popolo, fratelli cari, perché non è cambiato nulla. Qui era il popolo di Israele che era solo, lo vediamo anche ai giorni nostri, era solo, andava avanti, ma con loro c'era l'Eterno. In questo mondo, fratelli cari, oggi c'è la Chiesa dell'Eterno che deve andare avanti. In un mondo fatto di tante cose strane, assurde, amoralità, peccato, guerre, rumori di guerre, poteri assurdi. Leggevo oggi su un giornale, certo quello online, che i miliardari sono cresciuti ancora di più nel mondo. Cioè il mondo soffre, ma i miliardari, quasi parli di miliardi di euro, di dollari, crescono sempre di più. Ma com'è possibile? I miliardari, i paperon dei paperoni, accrescono la loro ricchezza ogni anno sempre di più. Un mondo paradossale, fratelli cari, dove effettivamente si va proprio contro la volontà di Dio. E noi che siamo la Chiesa del Signore, fratelli cari, non possiamo, fratelli cari, come posso dire, fidarci di quello che io penso, vedo o ascolto, dei miei sensi, perché mi ingannano. Giosuè qui è stato ingannato, fratelli cari, è stato ingannato perché non aveva fatto motivo di preghiera, oggetto di preghiera. Era successo, chi si ricorda questa storia, un po' anche nella battaglia di Ai, prima, perché quando ha visto la città fortificata di Gerico, lui ha visto delle mura enormi che effettivamente erano disarmanti, perché lui diceva noi non possiamo mai vincere, perché le mura di Gerico erano spesse 4 metri. Quindi lui di fronte a quella fortezza di quella città si rivolge all'Eterno e chiede al Signore. Il Signore gli dice come poter vincere, girando 7 volte intorno alla città, sapete un po' la storia, e le mura caddero. Poi cosa succede, fratelli cari? Giosuè va avanti e incontrai una città piccolina, quello che a volte facciamo noi. Quando ci troviamo un gigante davanti, che noi siamo impossibilitati da poter vincere, noi andiamo ai piedi del Signore, perché vediamo di fronte a noi un gigante che noi non possiamo vincere. Cioè, come si fa? Di fronte a me c'è una montagna invalicabile. Quindi io mi vedo debole e dico, ma come posso fare se non mi aiuti l'Eterno? E quindi siamo propensi, fratelli cari, a cercare la faccia di Dio. E quando tu cerchi la faccia di Dio, vedi che Dio ti dà la vittoria. Ma poi cosa succede nella nostra vita, fratelli cari? Dio ti dà una vittoria contro un gigante, poi si presenta un ognomo piccolino di fronte a te, c'è un problema piccolo, e tu dici vabbè,
ma questo è un piccolo problema, io lo risolverò in 4 e 4 Giosuè, fratelli cari, ha fatto così. Quando ha affrontato Gerico, si è rivolto all'Eterno e l'Eterno gli ha dato vittoria. Quando sul suo cammino poi ha incontrato Ai, una città molto piccola, ha detto: ma io non manderò tutto l'esercito, quella è una città molto piccola, noi vinceremo in un batter d'occhio. Si era fidato anche lì. Poi prende una bella batosta e lui capisce che forse qualcosa ha sbagliato. Poi si rivolge all'Eterno e l'Eterno lo rimprovera, ma non ha imparato la lezione. Perché anche qui, fratelli cari, lui si trova di fronte a una strategia diversa e non consulta l'Eterno, perché lui vede con i suoi occhi, ascolta il racconto dei suoi nemici e stipula un patto. E quel patto, fratelli cari, è ratificato, quindi non può essere cambiato. Allora, come posso io districarmi in tutto quello che stiamo ascoltando e vedendo nella parola di Dio, tutto quello che noi viviamo in questo mondo? È scritto, fratelli cari, nella parola di Dio, nel Salmo 139, versetto 2, 3 e 4, qualcosa che noi leggiamo insieme. Vedete che cosa dice? Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino, il mio riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima che ancora che la parola sia sulla mia bocca, ecco tu, o Eterno, la conosci appieno. Allora, fratelli cari, è scritto in questo salmo che c'è qualcuno che riesce a riconoscere i pensieri altrui. E questo è il Signore. Non io, non tu. Ma c'è qualcuno, ci dice questo salmo, che tu esamini accuratamente il cammino, il mio riposo. Cioè, tu leggi anche perfino il mio pensiero. Quindi c'è qualcuno, fratelli cari, che riesce a percepire, a comprendere, a sapere anzitempo qual è il pensiero altrui. Noi non ci riusciamo, fratelli cari. E tante volte noi su questo aspetto pecchiamo, cadiamo, perché ci fidiamo dei nostri sensi. Quando Dio ci insegna, fratelli cari, che chi conosce il pensiero e l'entrare e l'uscita di ogni persona è Dio e non noi. E noi dovremmo sempre rivolgerci a Lui, a chiedere sempre in preghiera quale sia la sua volontà, quale sia il perfetto pensiero della persona che io ho di fronte. Non quello che io penso, vedo, ascolto o tocco, ma quello che Dio mi dirà nella sua parola. Come abbiamo letto, fratelli cari, in questo salmo, gli studiosi parlano di questo aspetto come assunzione di prospettiva. Cioè io vedo delle cose che mi sono di fronte secondo la mia prospettiva e sbaglio continuamente. In questi giorni si parlava, mi sembra c'era anche il mio fratello Fabio, si parlava dei sinottici, dei 3 evangeli chiamati sinottici, escluso quello di Giovanni e Matteo, Marco e Luca. Si chiamano così perché tutte e 3 insieme vedono l'evento Cristo da 3 prospettive diverse. Ognuno racconta quello che ha visto e tutti e 3 si completano. Questo significa la prospettiva, che io guardo ciò che mi è di fronte da una mia prospettiva, che sicuramente la mia è sbagliata. Io devo guardare ciò che mi è di fronte dalla prospettiva di Dio, che conosce, come abbiamo letto in questo salmo, il pensiero altrui, quello che c'è nel cuore degli altri. E tornando alla parola di Dio, Giosuè fu ingannato perché non si fidò di andare ai piedi del Signore, si fidò dei suoi sensi, si fidò di quello che aveva visto, di quello che aveva ascoltato e forse di quello che aveva toccato con le mani. E fu ingannato e stipulò un patto con i suoi nemici. Stiamo attenti, fratelli cari, a stipulare un patto
con i nostri nemici. Stiamo attenti, fratelli cari, a fidarci dei nostri sensi o della nostra intelligenza o della nostra capacità. È scritto in Ebrei, capitolo 4, versetti 14, 15 e 16. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Quindi, fratelli cari, c'è stato qualcuno che ha assunto la nostra umanità e questo è Gesù. Solo Gesù, fratelli cari, può comprendere il pensiero altrui e il mio, il tuo e quello degli altri, perché Gesù ha assunto la nostra umanità, la nostra carnalità. L'ha presa su di sé, dice la parola di Dio, l'abbiamo letto. Solo Lui può simpatizzare, può comprendere e capire quello che noi non riusciamo mai a comprendere nella nostra vita. Ci è voluto, dice la parola di Dio, un sommo sacerdote che possa simpatizzare con le mie e le tue infermità, perché le conosce, le sa, le ha patite, le ha vissute. Egli conosce, fratelli cari. Egli conosce il mio e il tuo pensiero. Egli può venire e sovvenire incontro alle mie e le tue difficoltà. Egli può capire chi ti è di fronte, il pensiero che c'è la persona che sta di fronte a te. E io dico sempre, come dicevo all'inizio, aiutami a capire, perché ci sono tante diatribe, anche forse in mezzo al popolo del Signore, nelle famiglie. Perché ognuno pensa di avere ragione, fratelli cari. Ma solo Dio conosce il pensiero, fratelli cari, solo Gesù dice la parola di Dio, io non lo posso comprendere. Solo Lui, dice la parola di Dio, che ha assunto la mia umanità, ha simpatizzato con le mie infermità, con le mie malattie. E come abbiamo letto prima nei Salmi, e come è scritto in Geremia, io ti conosco fin dal grembo di tua madre. Egli conosce, dice la parola di Dio, il mio entrare e il mio uscire. Non è il fatto che io possa entrare e uscire da una porta, sono i miei pensieri. È un po' come la scala di Giacobbe, che qualcuno pensa che quella scala bisognava... Quelli erano i pensieri di Giacobbe che dovevano salire in alto e che Dio doveva dare risposte. Quello, fratelli cari, è quello che dobbiamo portare alla presenza di Dio. Quello che sono i nostri pensieri, fratelli cari, che solo Dio può conoscere. Solo Dio, fratelli cari, ci può dare indicazione. Chi è davanti a noi? Come dobbiamo muoverci? Con chi dobbiamo stare stretti, avere amicizia, stipulare patti? Non di quello che penso io, vedo io o ascolto io, perché è tutto fallace, fratelli cari. Giosuè fu ingannato da questo popolo nemico che ad un certo punto, dice la parola di Dio, che dovettero stipulare un patto e si ritrovarono dei nemici in mezzo all'accampamento. Si ritrovarono, in poche parole, fratelli cari, dei nemici in casa, perché non ebbero discernimento, non ebbero la maturità di chiedere a Dio, di consultare Dio in quel frangente. E quando non consultiamo Dio nelle nostre scelte, nelle nostre decisioni, nelle nostre amicizie, nei nostri patti, in tutto quello che volete, fratelli cari, noi un giorno ci ritroveremmo ad avere dei nemici in casa e non ce ne accorgiamo nemmeno, perché ci siamo fidati di noi stessi, perché avevamo visto, abbiamo ascoltato. Ma che cosa? Che devo ascoltare io, fratelli cari? Cosa dice la parola? Io devo ascoltare la parola di Dio per fare che cosa? Affinché la mia fede cresca. Perché la fede viene dall'udire la parola di Dio, non viene dall'udire altre cose. Perché anche il nemico ti bisbiglia nell'orecchio.
Il nemico non ti viene sempre col forcone in mano come qualcuno pensa, viene con altre strategie, fratelli cari, perché nel tempo il nemico, l'ingannatore, è stato ancora più astuto di prima, ha continuato ad usare delle armi particolari. Oggi sta usando l'arma della IA, intelligenza artificiale, dove tutti si rivolgono, annientando l'identità umana. Ma vi rendete conto che cosa sta accadendo? Tutti, l'intelligenza artificiale. Vai a fare una domanda all'intelligenza artificiale sulla parola di Dio, non ti sa dire nulla. Ti sbaglia, tu gli dici e gli prendi i versetti, lui ti corregge poi. E poi parliamo di intelligenza artificiale da cui dovremmo dipendere noi. Stiamo attenti, fratelli cari, da quello che ascoltiamo, da quello che vediamo con i nostri occhi. In questo tempo il Signore ci chiede ad essere uomini e donne di preghiera, a consultare continuamente il Signore. Non una volta sì e una volta no, o una volta dove il problema è molto grande e io dico sono disarmato, mi rivolgo a Dio perché non riesco a vincere o a superare questa difficoltà. Anche quando il problema ti sembra molto semplice o minimo, rivolgiti e consulta l'Eterno. Consulta l'Eterno. Chiedi a Dio. Dice, Signore, aiutami. Se questa porta che io sto percorrendo non è da te, perché tu conosci, Signore, ogni cosa più di me. Chiudila. Chiudi quella porta, Signore. Fa che io non possa entrarvi per quella porta. Signore, se c'è un'amicizia nella mia vita, ma forse anche una persona cara alla mia vita, che con parole mielose cerca di accattivarmi, ma in qualche modo quelle parole mielose cercano di portarmi lontano dalla tua volontà, cercano di portarmi in un disegno, in un progetto che è lontano dal tuo. Signore, aiutami, dammi discernimento a scegliere anche le mie amicizie. Fratelli cari, non fidatevi di nessuno, dice la parola di Dio. Sono tempi difficili, tempi stretti, tempi strani, fratelli cari, dove il nemico userà tutte le strategie per cercare di ingannare il popolo dell'Eterno. Come abbiamo visto qui, quando ha visto che di fronte a questo popolo non si riusciva a vincere affrontandolo in modo diretto, ha usato delle strategie. Oggi il nemico usa tante strategie, fratelli cari. Noi siamo il popolo del Signore che deve continuare a conquistare. Noi dobbiamo essere un popolo di conquistatori, fratelli cari. E certamente il nemico non sta a guardare. Usare tutte le armi, le strategie, forse le persone più care, che cercano di accattivarti con delle parole adulanti, mielose, piene di zucchero, ma cercheranno in qualche modo di portarti lontano dalla volontà di stringere un'amicizia, un patto che non ha nulla a che fare con la volontà di Dio. Stiamo attenti, fratelli cari. Vi ricordate anche della moglie di Giobbe? Ad un certo punto una moglie che avrebbe dovuto sostenere il marito disse: ma lascia stare questo tuo Dio, lascia stare. O la moglie di Lot, fratelli cari. Non vi dimenticate, fratelli cari. Stiamo attenti, fratelli cari, sono tempi difficili dove questi social, internet, tutto quello che volete, sta entrando nel cuore del popolo dell'Eterno. Noi dobbiamo essere attaccati a questa parola, noi dobbiamo consultare continuamente il Signore nella nostra vita, non consultare l'intelligenza artificiale, fratelli cari. Noi dobbiamo prendere una dirittura diversa. Oggi tutto con l'intelligenza artificiale, ma che cosa? Noi siamo figli di Dio, fratelli cari. Dio ci ha dato saggezza, sapienza, intelligenza. E dove manca, dice la parola di Dio? Chiedetela a Dio e ve la darà. Perché mi devo rivolgere a tutte queste cose? Stiamo attenti, fratelli, tutti. Stiamo attenti perché il nemico usa delle strategie diverse, come ha usato con questo popolo. E questo popolo è stato ingannato. Non essere ingannato, ma rivolgiti a colui che conosce tutte le cose. In questi casi è Gesù. Gesù, dice la parola di Dio, che ha assunto la nostra umanità,
simpatizza con le tue infermità, conosce i tuoi pensieri, conosce le tue difficoltà, conosce il tuo pianto. Lui conosce tutto, fratelli cari, perché Egli non è lontano e sta seduto su un trono dove tutti lo servono. Lui è venuto, fratelli cari, ha rivestito una natura umana con tutte le debolezze, con tutti gli attacchi del nemico, fratelli cari. E quindi Egli sa che cosa tu stai vivendo, Egli conosce le strategie del nemico, Egli conosce tutto, fratelli cari. Allora rivolgiti a Gesù, a colui che ha assunto una prospettiva come la tua. Solo Lui ti può capire, solo Lui può capire chi ti è di fronte, non tu, perché Egli ha assunto questa prospettiva, fratelli cari. Allora in questo tempo non dire più nessuno mi capisce, non dire più nessuno mi comprende, non dirlo più, nessuno conosce le mie difficoltà, nessuno a volte ci blindiamo dietro queste parole, come se noi fossimo gli eterni incompresi. Non siamo eterni incompresi, fratelli cari, certo per il mondo sì, dice questi qua sono pazzi, certo, siamo pazzi per Gesù, per loro sì, vogliamo essere degli eterni incompresi, ma tra di noi no. Non posso dire nessuno mi comprende, nessuno mi capisce, nessuno conosce, nessuno. No? C'è qualcuno che conosce, fratelli cari, e non è estraneo ai tuoi pensieri. E questo è Gesù. Consulta Lui. In qualsiasi decisione stai prendendo in questo tempo, in qualsiasi, non lo so, stai incanalando in qualche percorso particolare, stai stringendo delle amicizie, non lo so, io non lo so, ma Dio sa. E in questo tempo dice stai attento, perché il nemico usa strategie. Non fidarti dei tuoi sensi, di quello che ascolti, vedi. Non fidarti, ma rivolgiti a colui che conosce ogni cosa. Rivolgiamoci a Lui, fratelli cari, consultiamo Lui continuamente. In ogni scelta della nostra vita consultiamo il Signore. Dio non è colui che anche nelle piccole cose dice vabbè, ma questa cosa non mi dare fastidio, questa cosa risolvila da te. Dio non è così. Dio vuole prendersi cura di te a 360 gradi. Vuole prendersi cura della tua casa, della tua famiglia, del tuo lavoro. Dio vuole entrare nella tua vita per portare beneficio. Non c'è qualcosa che Dio si cura di te o qualcos'altro che non si cura di te. Dio vuole prendersi cura di tutta la tua vita, in tutto quel che concerne la tua vita. Fallo entrare nella tua vita, fallo partecipe delle tue difficoltà, dei tuoi problemi. Non essere forte da te stesso, non essere, ma sentiti debole come faceva l'Apostolo Paolo. Sentiamoci deboli, ma questa mia debolezza mi porterà a consultare il Signore continuamente nella mia vita e a non sbagliare, e a non prendere delle decisioni errate che poi mi dovrebbero in qualche modo un giorno ledere la mia vita spirituale. Come poi è successo a questo popolo. Si ritrovò in mezzo all'accampamento, in mezzo al popolo di Israele, un popolo nemico che aveva usato delle strategie. Non arriviamo a questo, fratelli cari, ma consultiamo il Signore, perché in questa sera il Signore vuole dirci proprio questo. Consultatemi, invocatemi, dice la parola, io vi risponderò, vi ascolterò. Il nostro Dio non è un Dio distratto, fratelli cari, occupato forse da tante cose. Dio vuole occuparsi di me e di te. Consultalo continuamente nella tua vita e vedrai che ne trarrai sempre beneficio. Consultalo nelle piccole e nelle grandi cose, consultalo. Chiamalo sempre in causa. Chiamiamolo sempre in causa, fratelli cari, affinché noi non possiamo deviare o non possiamo essere ingannati dal nemico che è l'ingannatore per eccellenza. Vogliamo alzarci in piedi, facciamo un canto tutti insieme e vogliamo chiedere al Signore tutti insieme, fratelli cari, che ci dia discernimento, ma che noi impariamo tutti insieme ad andare ai piedi del Signore e a consultarlo Lui. Non estraniare il Signore dalla tua vita. Chiamalo sempre in casa, consulta, dice papà c'è questa cosa, c'è questa persona di fronte a me, c'è questa cosa sul mio cammino, Signore, papà aiutami, guidami, fa che io possa comprendere, tu che conosci ogni cosa, tu che conosci il pensiero degli altri, tu conosci tutto, Signore, aiutami, Signore, non lasciarmi a prendere una decisione che sia secondo la mia volontà,
ma aiutami, guidami tu, Signore, perché come abbiamo letto solo tu conosci ogni cosa, Signore, e noi vogliamo affidarci a te con tutto il cuore. Facciamo un bel canto, chiediamo a Dio, chiediamo ciò che ci sta circondando in questo tempo, se viene da parte del Signore, se è l'ingannatore, se ha stretto un'amicizia particolare, consulta il Signore. Se stai facendo un cammino con qualcuno, consulta il Signore, chiedi a Dio. Non ti fidare delle tue percezioni, dal tuo punto di vista. Fidati di Dio. Fidati di Dio, fidiamoci del Signore, fratelli cari, tutti insieme. Grazie papà, grazie Gesù, alleluia. A te la gloria, Padre. Spirito Santo, inondami, prendi il mio cuore, guidami, Spirito Santo, oh Signore, di te ho bisogno, senza te non voglio stare, senza te non vivo più, nel mio cuore ho bisogno di te, vieni e prendimi per mano, guidami, Spirito Santo, inondami, prendi il mio cuore, guidami, Spirito Santo, oh Signore, di te ho bisogno, senza te non voglio stare, senza te non vivo più, nel mio cuore ho bisogno di te. Dillo Signore, Vieni e prendimi per mano, senza te non voglio stare, senza te non vivo più, dichiara queste parole nel mio cuore, Gesù. nel mio cuore ho bisogno di te. Vieni Gesù. Vieni e prendimi per Dillo, mano, guidami, adoratori. guidami, Dillo, Spirito Santo, inondami, prendi il mio cuore. Dillo ad alta voce, guidami. Spirito Santo, dillo, di te ho bisogno, Gesù. Senza te vieni Gesù. Senza te, dillo. Senza te
non vivo più. Nel mio cuore ho bisogno di te. Vieni e prendimi per mano. Vieni e prendimi per mano. Vieni e prendimi per mano. Vieni e prendimi, Gesù. Vieni e prendimi per mano. Alleluia. C'è stata una donna, la prima donna, che non ascoltando la voce di Dio, ma si fidò di quello che lei vide. Ed è scritto in Genesi 3:6, e la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Poi conoscete tutta la storia. Allora ascoltare la voce di Dio, perché dall'ascolto della voce di Dio cresce la nostra fede, ma fidarsi degli occhi, fidarsi dei nostri sensi non va bene. Bisogna consultare l'Eterno, perché Egli conosce tutto, perfino i pensieri che sono nel cuore dell'uomo, che noi non possiamo conoscere, ma Dio sa. Allora in questa sera non fidarti più di quello che tu stai vedendo, non fidarti più dei tuoi sensi, ma consulta il Signore in qualsiasi cosa della tua vita, affinché tu non sia ingannato. Grazie papà per questa parola che continuamente ci esorta, Signore, così come in questo tempo dove molti, Signore, si rivolgono all'intelligenza artificiale come se tu non ci avessi dato niente. Tu ci hai dato tutto, Signore. Noi in te abbiamo tutto, Signore, e noi vogliamo consultare te, perché tutto quello che ci manca vogliamo consultare te, non rivolgerci ad altri o ad altrui, perché solo tu conosci ogni cosa, conosci il pensiero dell'uomo, il cuore dell'uomo, e noi vogliamo continuare ad adorarti, vogliamo ringraziarti di vero cuore, vogliamo benedirti, papà, perché tu sei un Dio meraviglioso, che non ci lasci, non ci abbandoni, ma attraverso la tua meravigliosa parola continuamente tu ci parli, Signore, e ci dici in questo tempo di essere attenti, vegliardi, sentinelle contro le insidie del nemico che si nasconde, ma Dio mette tutto alla luce, perché Dio è buono, è meraviglioso, e Dio in questo tempo vuole che la sua Chiesa continui ad andare avanti a conquistare e a non fermarsi e a non stipulare patti con estranei. Grazie papà, con tutto il cuore. Sei meraviglioso papà, sei meraviglioso papà. Noi ti amiamo di un amore grande papà, noi ti amiamo con tutto il cuore papà. Grazie Signore, grazie per la tua fedeltà, grazie papà. Vorrei conoscerti di più, vorrei capirci un po' di più dei tuoi disegni, Di quel che sei, ma spesso non ci riesco, sai. io mi smarrisco nei miei guai, mi perdo dietro a cose che non danno vita al cuore. Vorrei conoscerti di più, ma poi mi lascio andare giù quando è
la vita che ti fa correre dove non ti va. Quanti perché vorrai da te vivere non è facile. Dillo. Ma è bello, sai, sapere che ci sei tu, Gesù per me, ed io ti cerco Con tutto ciò, dillo. con tutto ciò che sono, Gesù ti cerco, con l'essere mio vivo mi abbandono. Nel viaggio più fantastico di un uomo, Dillo, ed io ti cerco, Gesù. ed io ti cerco Con tutto ciò che sono, dillo. con tutto ciò che sono, Gesù ti cerco, con l'essere mio vivo mi abbandono. Se sto con te non Conta più chi chi sono. Vorrei conoscerti, dillo. vorrei conoscerti di più, Vorrei capirci un po' vorrei di più capirci un po' di più dei tuoi dei disegni. tuoi disegni, di quel che sei. Dillo. Adesso non ci riesco, sai, io mi smarrisco nei miei guai, mi perdo dietro a cose che non danno vita al cuore. Vorrei conoscerti di più, ma poi mi lascio andare giù, quando la vita che ti fa correre dove non ti va. Dillo. Quanti perché vorrai da te vivere non è facile. Ma è bello, Ma Signore. è bello, sai, sapere che Dillo che ci sei tu. Gesù per me, ed io ti cerco con tutto ciò che sono, Gesù ti cerco, con l'essere mio vivo mi abbandono. Nel viaggio più fantastico di un uomo, ed io ti cerco con tutto ciò che sono, Gesù ti cerco, con l'essere mio vivo mi abbandono. Se sto con te non conta più chi sono. Il canto diceva ti cerco. E il Signore ci invita a cercarlo continuamente, nelle piccole e nelle grandi difficoltà. In qualsiasi cosa della nostra vita consulta l'Eterno. Non lo disturberai, anzi Dio vuole che noi lo disturbiamo, perché Egli vuole interagire con noi, vuole essere parte integrante della nostra vita. Consulta il Signore continuamente e vedrai la sua gloria nella tua vita, nella tua casa e nella tua famiglia. Questa sera vogliamo continuare a pregare per le preghiere che ci giungono da casa, e quindi tutti insieme vogliamo pregare per Anna per demenza, Marco per ansia sociale e disturbo ossessivo compulsivo. Signore, libera da quest'ansia nel nome di Gesù. Babig, che Dio cambi la sua condizione, realizzi le sue promesse. Raffaella per presta guarigione, Rita per un lavoro, Ernie chiede aiuto al Signore nelle sue difficoltà. E poi vogliamo continuare a pregare per tutti gli ammalati.
sono tanti, numerosi, Padre, e Tu li conosci ad uno, Signore. Non voglio fare nomi, forse dimenticherei qualcuno, ma Tu conosci tutti, e noi Ti preghiamo per tutti gli ammalati, Signore, di stendere la Tua mano, Signore, toccarli e guarirli nel nome di Gesù. Noi Ti ringraziamo, papà, con tutto il cuore. Ti ringraziamo, Signore, per questa serata, Signore. Ti ringraziamo per la Tua parola. Ti ringraziamo per la lode, per i canti. Ti ringrazio, Padre mio, per ogni fratello o sorella qui presente, Signore. Ti ringrazio, Padre, per quanti si sono connessi con noi da casa. Che la Tua parola, Signore, in questa sera ancora possa mettere radici in ogni cuore dove è caduta, Signore. Ti ringraziamo, papà, di vero cuore, perché Tu non ci lasci orfani, ma Tu mandi continuamente la Tua parola per noi, e ne vogliamo dirti grazie, papà. Grazie, 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 papà. Grazie per ogni cosa. Ora Ti chiediamo, Padre, ancora un'ultima preghiera, quella di accompagnarci alle nostre momentanee dimore, Signore, e permettici ancora di pregare per questa notte, Signore, di visitarci, di visitare ognuno di noi e di rivelarti ancora le nostre vite. Grazie, grazie di vero cuore, in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica, pace a tutti.